Beh, per noi, per il mio partito è andata assolutamente bene, però c'è anche da dire una cosa, che questo voto si dimostra per quello che è. Abbiamo sempre detto che il voto europeo non dà nessuna indicazione di un trend. Prova ne sia che in molti comuni questo voto che premiava la sinistra, poi quando si va a vedere lo spoglio elettorale si vede che il cittadino passa da una scheda dove vota magari il PD e passa nell'altra dove sceglie il candidato che so della Lega. Beh, è un ottimo risultato, che è la prova provata di quello che vado a dire, nel senso che nello stesso giorno i padovani hanno dato un'espressione positiva alla sinistra alle europee, poi aprendo la scheda del comunale hanno scelto un candidato della Lega e un candidato del centro-destra, quale Bitonci. Ma guardi, questa è un'elezione che poi dovremo valutare quando ci sarà una vera elezione, tipo quella delle regionali. E oggi parliamo di europee, parliamo di trend sicuramente che vengono fuori anche da delle leadership importanti a livello nazionale. Avere un Presidente del Consiglio che è in carica da un paio di mesi, che fa una campagna come quella che è stata fatta, partendo dagli 80 euro in busta paga, dicendo ai cittadini che si pagherà il 7,40 con un SMS e altre diavolerie del genere, io dico bene, ha preso i voti e quindi oggi non ci sono più scuse. L'importante è che tutti pensino di organizzarsi e correre, che nel prossimo Consiglio regionale siano rappresentate tutte le forze, da grandi o piccole, e poi ogni coalizione esprimerà il suo candidato. E in tutta sincerità io non ho nessuna intenzione, l'ho dimostrato con i fatti in questi 4 anni, di passare le mie giornate con beghe politiche, riunioni di segreterie, perché io non perdo tempo per queste robe. Io vado alla fine del mio mandato, punto e basta.